Lo 0-5 ai ballottaggi del 14 giugno diventa per il Partito Democratico una sconfitta con punteggio tennistico. 0-6 se si aggiunge la mancata vittoria alle regionali del 31 maggio. Una vera disfatta. Il clima generale sicuramente non è buono, dobbiamo prenderne assolutamente atto, in primis insomma la segreteria regionale che è qui disponibile a fare quello che serve per cercare di rimettere in piedi la baracca, come si dice. Ma per Massimo Cacciari, anima critica del centrosinistra veneto, il Partito Democratico sul territorio non esiste più. Si può continuare ad andare avanti così, con un Partito Democratico che non esiste sul territorio, con una leadership sul territorio assolutamente da rottamare. Non puoi andare avanti a fare politica anche a livello amministrativo locale se c'hai soltanto un capo a Roma e stop. No, non è possibile. E se noi ripercorriamo la stessa campagna elettorale della Moretti è stata molto territoriale, probabilmente manca quel quid di appeal con i veneti e questo è accaduto anche dentro le dinamiche dei comuni che sono andati al voto e al ballottaggio. In Veneto il partito non c'è, ribadisce Cacciari, pare sia solo a Roma. Non si può continuare ad andare avanti così con un partito che è fatto da una persona e dalla sua corte. Paghiamo anche lo scotto delle indispensabili riforme del governo. Amplia così l'analisi della sconfitta il segretario veneto dei Dem. Le riforme che stiamo facendo a Roma sono necessarie. Dobbiamo riuscire a declinarle in senso positivo anche in Veneto perché diventino un fattore di positività dentro un aspetto molto complicato della nostra regione, perché insomma gli episodi delle ultime settimane, insomma, dagli immigrati al pubblico impiego alla scuola sicuramente ci hanno fatto pagare un po' di punti percentuali.